Buonasera, benvenuti all'Analisi. Ci eravamo lasciati dopo l'elezione, da quel giorno sono successe tante cose, culminate con la formazione del governo di larghe intese presieduto da Enrico Letta. Mi riferisco all'ospite di oggi, Giampiero Scanu, che saluto. Buonasera. Prima di tutto, quanto durerà questo governo Letta? Ma credo che nessuno in questo Paese abbia la possibilità di fare anticipazioni. Se proprio mi devo sbilanciare, il passaggio che ha fatto Letta a proposito dei 18 mesi probabilmente non era casuale, quindi diciamo 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo. Il compito comunque è difficile, almeno in apparenza, anche perché nel Partito Democratico c'è malessere tra i militanti. La questione giustizia, no, è quella che è venuta subito al pettine e potrebbe aver inaugurato il festival dei mal di pancia, mi passi l'espressione. La sensazione è comunque che Berlusconi in qualche modo stia tenendo le redini. Ad esempio il capogruppo Zanda ha osato dire qualcosa sull'ineleggibilità di Berlusconi, è stato immediatamente messo al riparo. E quindi il PD ce la farà a mantenere questo equilibrio particolare? Ma diciamo che non si può parlare di inaugurazione del festival dei mal di pancia perché continua, è continuo, quindi non c'è stata un'interruzione. Ma forse il vero problema consiste nella accezione da riconoscere all'espressione pacificazione. Secondo Berlusconi, pacificazione dovrebbe significare buttarsi alle spalle tutto il passato, quindi sanare ogni tipo di responsabilità e naturalmente anche quelle eventuali responsabilità penali, quindi un colpo di spugna, un azzeramento, come se queste cose potessero essere fatte dall'oggi al domani. Questo concetto di pacificazione non solo non è legalmente possibile, ma direi che non sarebbe neppure moralmente o eticamente accettabile. Nel nostro Paese ci sono per fortuna diversi poteri, l'ordinamento giudiziario deve svilupparsi in autonomia rispetto al potere esecutivo e legislativo e se questa maggioranza così spuria, così provvisoria, temporanea, frutto di uno stato di necessità, saprà affrontare e risolvere almeno le più grosse questioni, quelle dalle quali direttamente dipende la sopravvivenza di milioni di italiani che si trovano in uno stato di indigenza, tanto meglio. Diversamente è chiaro che non rimane altro da fare che tornare alle elezioni, però di fusioni a freddo immonde come sarebbe quella all'insegna di questo tipo di pacificazione nessuno deve poter sperare che se ne faccia. Lo chiedo a bruciapelo, c'è il rischio di scissione nel PD nazionale? Ma guardi, il PD è un partito che a dispetto di ciò che è successo e se vogliamo anche in ossequio al nome è comunque un partito democratico, nel senso che è un partito che si regge su una dialettica interna evidentemente eccessivamente esasperata, ancora troppo intossicata da miasmi del passato, ma è pur sempre un partito in cui esistono la maggioranza e l'opposizione. Dunque è possibile che ci sia una scissione, ma non immagino questa scissione come espressione di una divaricazione fra le due anime, quella diciamo cattolico popolare o cattolico democratico e quella socialista di Essina, quindi marxista, ex comunista, probabilmente sulle persone e non sulle tesi e sulle idee si potrebbe determinare una rottura. Naturalmente tutto questo andrebbe assolutamente evitato perché per quanto possa sembrare di parte questa mia affermazione, io sono fermamente convinto che seppur indebolito, seppure dilaniato
seppure attraversato da personalismi che andrebbero immediatamente espunti, il Paese e la nostra Italia ha grande bisogno del Partito Democratico, che in fondo è l'unico partito davvero democratico. Non possiamo dire altrettanto del PDL, non possiamo dire altrettanto di Scelta Civica, che è comunque l'espressione, la proiezione di una persona. Se c'è un partito popolare nel vero senso della parola è il PD. È d'accordo con chi dice che il vero male del PD è l'antiberlusconismo? No. No, il vero male dell'Italia è il berlusconismo, ma non solo il berlusconismo. Qua si dovrebbe stare, secondo me, a discutere a lungo. C'è una responsabilità che a mio giudizio va letta in maniera intellettualmente onesta. Se oggi siamo il fanalino di coda che siamo come Paese, non è soltanto colpa della classe politica, è colpa della classe dirigente. Lei conosce naturalmente bene come telespettatori la differenza. La classe politica è un pezzo, è il più importante, ma è una parte della classe dirigente. Nella classe dirigente ci sono le varie governance presenti a tutti i livelli, quindi sindacali, di associazionismo, della scuola, imprenditoriale, eccetera. Siamo eternamente in campagna elettorale, onorevole Scanu. Questo probabilmente non semplifica le cose anche per questo governo, no? Ora ci sono le amministrative, poi saremo tutti concentrati, già lo siamo in realtà, sulle regionali in Sardegna. A proposito di questo, non è sfuggita la sua assenza alla cerimonia inaugurale di Piazza San Simplicio Olbia, dove c'era invitato il governatore Cappellacci, che ha dichiarato di essere ricandidato alle regionali. A chi ha voluto lanciare questo messaggio e che cosa dice questo suo messaggio? Ma a me fa piacere che lei si sia accorto di questo. Mi ero fatto l'idea che la cosa non fosse stata rilevata da nessuno. Ci vuole una grande faccia tosta ad unire il taglio dei servizi che con regolarità viene inferto al nostro territorio, ad Olbia in particolare, con il taglio dei nastri. Cioè è una dose di faccia tosta che secondo me sfocia nel patologico. Questo signore, il presidente della regione, sa quanto danno abbia arrecato ad Olbia la Gallura e quanto stia cercando di arrecarne. È stato lui che ha cavalcato l'eliminazione delle province, e non perché sia una mente politica talmente raffinata da aver voluto individuare una fonte di spesa da eliminare. L'ha fatto scientificamente per assecondare un certo orientamento politico originato, prima ancora che dal referendum, da valutazioni effettive, ma non ha avuto la correttezza di distinguere il valore e il significato della Gallura rispetto al resto del Paese. Ora, il disegno di Cappellacci e dei poteri forti che stanno dietro di lui, a me appare evidente. Cappellacci sta già dicendo: torniamo alle 4 province storiche. Tornare alle 4 province storiche che cosa vuol dire? Vuol dire di fatto far tornare la Gallura, Olbia la Gallura, ancella di Sassari. Perché quando noi siamo stati sotto Sassari, io non ho dimenticato niente di quegli anni, noi eravamo la periferia dell'impero, ma proprio per essere trattati bene eravamo lividi, ecco, di quella provincia. Però se non le cancella non rispetta il referendum. No, non è questione, no, per rispettare il referendum le dovrebbe cancellare tutte e 8. Insieme. Ecco perché c'è disonestà intellettuale. Tutte e 8, e allora si riscriva. Io nel mio piccolo ce l'ho un'idea di quello che potrebbe essere il nuovo assetto, ma magari se lei vorrà torneremo un'altra volta a parlarne, ma non può utilizzare le foglie di fico che sarebbero la provincia debole di Nuoro e la provincia debole di Oristano per parlare di ristrutturazione. Alla fine la strategia politica è quella di creare 2 poli, uno a sud, che sarebbe Cagliari, che sarebbe assolutamente dominante, e uno a nord, che per l'appunto sarebbe Sassari, in ogni caso
subordinato rispetto al neocentralismo cagliaritano. Sì. Questo non risponde all'idea di paese che io ho. Ascolti, però Cappellacci sta imperversando in campagna elettorale mentre voi del PD siete fermi al palo. Ora, guardi, primarie a luglio. Il fatto che noi siamo fermi al palo rientra nel discorso di poco fa. Partite ad handicap. Cappellacci ha la responsabilità di essere una figura istituzionale e il decoro, il pudore debbono essere le prime connotazioni di chi ha l'onore di rappresentare un popolo. Quindi io non sono andato a quella manifestazione perché non intendevo col numero ulteriore che la mia unità avrebbe rappresentato unirmi alla siepe di persone, di corifei che sono state convocate lì per celebrare che cosa? Quindi la maggioranza in Consiglio Comunale ha sbagliato, il centro-sinistra di Olbia ha sbagliato. No, io non ho niente da insegnare a nessuno, io non lo avrei invitato, come sindaco della città non lo avrei invitato, lo posso dire liberamente perché quando lo sono stato per davvero sindaco della città non invitavo coloro che più o meno pubblicamente lavoravano contro Olbia e non avevo due facce, se li attaccavo nel dibattito pubblico e in quello domestico olbiese, però rispetto alla decisione assunta dal sindaco, il vero problema non è tanto quello, il vero problema è che questa parte della Sardegna, ma direi almeno la metà della Sardegna, sta sprofondando, si sta impoverendo, si sta sfilacciando. E quando poco fa facevo, ovviamente in maniera ironica, il confronto fra i tagli ai servizi e i tagli ai nastri, lui è andato anche a Golfaranci, è legittimo che il sindaco di quel comune abbia ritenuto di dover invitare il presidente della giunta. Proprio in quei giorni stava tagliando la ASL di Olbia, proprio in quei giorni stava tentando di seppellire definitivamente il San Raffaele. Ma come si fa a pretendere di nascondere la verità? Senta, abbiamo pochi secondi, a proposito di tagli, le porgo una domanda che mi arriva dagli avvocati olbiesi. Abbiamo novità sulla sede giudiziaria del Comunale di Olbia? Detto con una battuta, no, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, io sono fiducioso. Un'ultima cosa, primarie a luglio, il suo segretario regionale Silvio Lai ha deciso di portare al voto il PD a luglio. Guardi, non è un caso che io non sia andato all'ultima riunione del mio partito, perché un troppo pieno ce l'abbiamo tutti quanti e non sono appassionato a questo dibattito, soprattutto non sono appassionato a tutto ciò che costituisce l'adorazione nei confronti dei totem. Le primarie sono diventate un totem, sono diventate un pretesto per dare una spruzzatina di democrazia per coprire tutto ciò che di non democratico c'è dall'altra parte. Quindi lei non si candida? No, io non sono candidato a nulla. Serve, secondo me, una donna o un uomo che abbiano le caratteristiche, almeno quelle fondamentali, per poter assumere il ruolo di combattenti. In Sardegna serve un presidente della giunta combattente, non serve un soggetto ornamentale. Noi abbiamo 1000 battaglie da fare e non ci vuole il bonaccione, il mite, il sorridente, ci vuole chi senta dentro di sé questa responsabilità e abbia conseguentemente la volontà e poi la forza di portarle avanti queste battaglie. Se si trova questa persona, lasciamo perdere il discorso delle primarie e anziché prendere in giro la gente occupiamoci di cose più serie. Beh, ha tracciato anche il profilo del candidato Mi migliore. sembra una cosa normale. Era una domanda che avevo comunque in scaletta. Grazie a Giampiero Scanu per aver partecipato, buona serata e naturalmente in bocca al lupo per questa legislatura. E noi ci risentiamo lunedì prossimo, buonasera.